E allora eccoci ritornati in studio, Ermanno. Allora, l'abbiamo detto prima della pubblicità, questa sera parliamo di energia, parliamo in particolare dell'energia che ci può fornire la terra stessa, quindi il calore della terra, quindi sfruttando quello che è il calore e quella che viene chiamata geotermia, ma che è un po', come dire, un po' messa in disparte, non è che ci sia un grande... non è messa in disparte, non è assolutamente presa in considerazione come un'alternativa energetica da usare come si usa il petrolio piuttosto che il gas o piuttosto che l'energia elettrica. Allora, energia è un accumulo di un potenziale che noi possiamo usare, ce l'abbiamo sotto i piedi. Siccome siamo già tornati su questo argomento nelle scorse settimane, ci torniamo perché repetita iuvant. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo delle problematiche, oggi paghiamo il gas delle cifre folli, la benzina e il petrolio lo paghiamo su cifre folli, e invece possiamo tranquillamente utilizzare il terreno che abbiamo sotto i nostri piedi a una certa profondità a seconda delle sorgenti di calore, per cui se io vado vicino all'Etna avrò l'energia, il calore disponibile a una profondità estremamente esigua, a qualche metro o qualche decina, centinaia di metri. In altre zone dovrò scavare per chilometri, ma questo ormai la tecnologia ci consente di farlo, perché possono arrivare fino a 10 km e anche di più, e quindi diciamo perché fino adesso non è stata considerata l'alternativa della raccolta energetica, ma soprattutto dall'Italia, visto che l'Italia per prima ha messo il primo impianto, come al solito. Noi abbiamo scoperto l'America, siamo andati per primi in Cina, abbiamo aperto la via della seta, tutto quello che è, e dopodiché arrivano gli altri e lo fanno e noi invece restiamo indietro. Allora, che cosa abbiamo scoperto? Che dalla Terra noi possiamo togliere una quantità di energia quasi infinita. Non solo, ma potremmo essere la fonte di energia per tutta Europa e anche per il resto del mondo. Oggi invece ci propongono, come abbiamo visto nelle trasmissioni precedenti, fonti di energia prodotte in Africa. Per esempio produciamo idrogeno, poi facciamo dei tubi lunghi migliaia di chilometri per portare l'idrogeno in Europa. Ma che senso ha questo, dal momento che io in 10 chilometri trovo tutta l'energia che ho bisogno in Italia? Non solo, ma posso darla anche agli altri. E questa energia come posso recuperarla? Perché sembrerebbe una cosa banale, dice, ma perché non hanno scoperto fino adesso? Perché nessuno si è impegnato in questo senso? Cui prodest, diceva Cicerone, a chi giova? Certamente non le multinazionali. Di conseguenza, perché io posso dire al signor Mario Rossi: fai un buco sotto casa tua e ti scaldi d'inverno e ti raffreddi d'estate e non spendi più una lira? È una cosa estremamente semplice. In Francia incominciano a farlo. Allora, perché? Perché se no vado contro gli interessi delle multinazionali, e vediamo che il presidente Trump è stato eletto proprio per questo e sarà il conduttore. Hanno fatto una guerra in Ucraina per bloccare l'accesso dell'energia petrolifera e del gas dalla Russia, e noi lo stiamo pagando al doppio oggi, cosa che invece Putin, che è sicuramente una persona cattiva, quasi, non dico che ce lo regalava, ma ce lo dava a un prezzo schifosamente basso. Allora dobbiamo far capire alle persone che l'energia c'è, che se c'è la politica che è in grado di capire queste cose, che ha voglia di stare dalla parte del cittadino e non dalla parte delle multinazionali, è possibile che i cittadini non devono spendere questa montagna di soldi e arricchire le multinazionali e potersi scaldare tranquillamente e avere uno stipendio che magari lo spendono in tutt'altra maniera. Questo è, diciamo, a grosse linee quello di cui discuteremo in questa fase della trasmissione. E con noi abbiamo due esperti, uno che è un geologo, l'altro invece è un esperto energetico. Certo, li presento per voi che siete a casa. Saluto e ringrazio per essere qua nei nostri studi, essere tornato, il professor Vito Di Noto. Buonasera professore. Buonasera. Buonasera, il professor Di Noto è docente di elettrochimica per l'energia e chimica dello Stato solido all'Università di Padova. E saluto in collegamento il professor Paolo Spagna. Buonasera professor Spagna.
Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie anche a lei della disponibilità. Il dottor Spagna, il professor Spagna fa parte del Consiglio nazionale dei geologi ed è vicepresidente del centro studi del Consiglio nazionale dei geologi. Ecco, insieme a voi cercheremo un po' di spiegare quali sono le potenzialità, come si potrebbe, come si deve soprattutto sfruttare questa energia geotermica, Ermanno, che peraltro giustamente tu dicevi, insomma, gli italiani qui in Italia siamo stati i primi ad avere una centrale geotermica che è in Toscana, all'Arderello. All'Arderello, ma ancora all'inizio del secolo scorso, certo, che hanno fatto delle traforazioni e hanno tirato fuori l'acqua calda e con questa hanno creato energia. Ma eravamo all'inizio del secolo scorso, è passato oltre un secolo, e ancora adesso ci agevoliamo soltanto del petrolio oppure dell'energia idroelettrica o cose di questo genere. Allora lascerei l'inizio però a Vito Di Noto. Vuole raccontarci la possibilità, la facilità con cui noi possiamo avere l'energia dal sottosuolo. Non solo, ma ci sono anche degli altri vantaggi collaterali. Per esempio, attraverso l'acqua che sale, noi possiamo avere anche altri prodotti che possono essere utilizzati in altra maniera. Prego, lei. Sì, oggi anche a livello internazionale sia il DOE, Department of Energy, sia anche la Comunità Europea ha riconosciuto anche dopo questa enorme opportunità che offre la produzione di energia, diciamo, per via geotermica. Energia di due tipi, calore per riscaldarsi e poi produrre elettricità, che sono due cose. Di solito quando le temperature sono, poi sicuramente il professor Spagna sa meglio di me, insomma le temperature provenienti dal sottosuolo sono sotto i 120 gradi, si usa il calore per scaldare, diciamo, e quindi risparmiare nel riscaldamento. Se invece le temperature si chiamano medie o alte, allora si possono usare i vapori proprio ad alta pressione dell'acqua che viene prodotta in questo modo usando diciamo l'energia che c'è nel sottosuolo e in questo modo con delle turbine produrre elettricità. Ora, negli Stati Uniti oggi il DOE ha fatto delle valutazioni e ha definito questo the biological big shot, cioè la grande opportunità geologica. E in effetti gli Stati Uniti, già nelle Hawaii, si producono elettricità in questa maniera, scaldano e anche c'è una diffusione, soprattutto nel nord della California, e si tende a diffondere in tutti gli Stati Uniti, se uno va a guardare le valutazioni fatte dal DOE, in cui si tende per il 2035 di estendere. Ecco, chiaramente il costo dell'energia elettrica, per esempio prodotta in questa maniera, diventerebbe molto più economico rispetto alle altre rinnovabili. In più ha il vantaggio che usa meno terreno, cioè meno metri quadrati di terreno per produrre la stessa quantità di energia, usa meno acqua. E questi sono vantaggi enormi. E in effetti, come sempre fanno gli americani, in tutte le cose, pongono dei target. Il target è per il 2035 di far costare come installazione, non come energia prodotta, come installazione, $3.600 per kilowatt di installato, oppure di far costare l'energia circa $45 per megawattora, che è quanto questo è il target, che diventerebbe molto competitivo rispetto
al fotovoltaico, all'eolico, eccetera. In più c'è un altro vantaggio, non è intermittente. Intermittente significa va sempre, continuamente, è come una centrale nucleare. Non devo accumularla. Non abbiamo bisogno di metterci le batterie, possiamo metterle, sì. Possiamo usare l'energia che non usiamo in questo caso, magari stoccandolo in un altro composto chimico che è l'idrogeno. Infatti l'idea è questa, cioè quello che non viene usato di stoccarlo su serbatoi sottoterra di idrogeno e di usarlo in altri momenti. Questo porterebbe a predisporre meno impianti, quindi ancora di più a risparmiare negli investimenti di energia. L'Europa recepisce questo molto recentemente, però in effetti c'è una grande attività in Europa, in Germania, in Francia, di perforazioni, in Inghilterra, in Svezia. Ecco, il punto, noi non so, adesso probabilmente il professor Spagna saprà come vanno le cose in Italia, perché non c'è molto, non si legge molto, ecco, per quanto riguarda la situazione italiana. Lasciamo la parola a Paolo Spagna, che ci spiega come avviene questo fenomeno e cosa può darci l'Italia come essere leader della produzione di energia, da schiavi dell'energia degli altri a leader dell'energia. Prego, Paolo Spagna. Allora, cominciamo, come si dice, dall'inizio, no? Sì. Cioè da quando l'uomo ha scoperto l'energia che è contenuta nel sottosuolo. Ed è stata scoperta osservando le fumarole, osservando questi vapori che uscivano dal terreno, finché l'uomo si è chiesto perché non utilizzarlo, visto che sono fluidi caldi. In effetti è praticamente dalla preistoria che si utilizzano questi fluidi caldi. Allora venivano utilizzati esclusivamente per i bagni, diciamo, no? Sì. E questo con un grande salto possiamo anche passare, diciamo, al periodo romano, quindi laddove questi fluidi venivano utilizzati non solo da un punto di vista termale, ma sono stati i primi che l'hanno utilizzato anche queste acque calde per poter riscaldare le abitazioni romane, quelle patrizie per esempio, no? Ce ne sono casi diversi proprio a Roma. Ma per venire ai giorni nostri, diciamo è stato nel 1777 quando si è cominciato a pensare dell'utilizzo industriale di questi vapori sotterranei, perché con questi vapori sotterranei veniva lisciviato anche dalle rocce un prodotto che si chiama boro, e quindi con il boro si cominciava a creare la prima industria. Tra l'altro l'Italia era leader non solo europea, ma era leader mondiale per quanto riguarda questo minerale. Poi, come avete detto voi, nel 1904 l'Arderel cominciò a ad accendere, diciamo, la prima lampadina, il primo impianto geotermico l'ha cominciato a far funzionare nel 1912. Da lì fino alla seconda guerra mondiale noi siamo stati leader mondiali nella produzione di energia elettrica. Dopodiché chiaramente è venuto avanti l'idroelettrico, si è un po' abbandonato, diciamo, il geotermico, si è pensato al nucleare e quindi diciamo, c'è stata meno attenzione verso questa energia del sottosuolo. Però se guardiamo bene, il nostro territorio, che è un territorio giovane e chiaramente molto sviluppato dal punto di vista orogenico, non solo contiene dei forti stress, diciamo, tettonici, e quindi laddove c'è stress chiaramente c'è aumento di forze che collidono e che altro che si trasformano in energia.
E non solo, ma abbiamo anche un paese che è fortemente interessato da camere magmatiche molto vicine diciamo, al piano campagna, diciamo, alla crosta terrestre, no? E questo facilita l'aumento della temperatura per conduzione, no? E non solo, ma anche per convenzione, cioè attraverso i fluidi che circolano sottoterra, questi si scaldano e con moti convettivi vengono portati diciamo verso le parti più esterne della crosta terrestre. E poi c'è anche lo scambio, diciamo, e quindi c'è il irraggiamento al contrario, cioè nel senso che noi riscaldiamo i primi strati della Terra attraverso i raggi solari. Tutto questo crea un grande come dire, capacità energetica che la Terra, soprattutto per quanto riguarda il nostro territorio, in particolare, perché la fascia vulcanica che va, diciamo, dalla Toscana, lungo, diciamo, tutta la fascia tirrenica della Toscana, del Lazio, della Campania, per poi, come dire, scendere anche nel mare attorno al supervulcano Marsili che si trova in pieno Tirreno, diciamo, tra la Campania e la Calabria, ma non solo, le isole Eolie stesse, quelle lì, tutto questo ambiente, diciamo, favorisce un aumento, anzi quasi quintuplica il cosiddetto gradiente geotermico che normalmente si aggira intorno ai 3 gradi per 100 metri. Per 100 metri. E quindi è facile, diciamo, poter trovare queste rocce calde, ma anche fluidi caldi a profondità relativamente superficiali. Tant'è che in effetti l'Arderello non è che va molto, molto sotto a prelevare i fluidi, cioè l'Arderello si limita attualmente intorno ai 2000-2500 metri. Se guardiamo Ferrara, per esempio, va a 1000 metri a prelevare i fluidi per poterli poi utilizzare direttamente in tubazioni e da una trentina d'anni, e forse più, riscalda 5.000 abitazioni. Tra l'altro, per esempio, sempre parlando di Ferrara, ha un progetto con ERA per poter sviluppare ulteriormente questa distribuzione di acque calde per le case e ad arrivare, diciamo, a oltre metà del suo patrimonio edilizio a riscaldare con la geotermia a media entalpia. Ecco, l'entalpia, ecco, questa è un'unità di misura, diciamo, come si classifica, diciamo, la geotermia, no? E abbiamo appunto l'alta entalpia di cui parlava prima il professore per lo sfruttamento di questi vapori profondi e per poter produrre energia elettrica. Poi vedremo che con l'alta entalpia si possono fare anche tante altre cose, non solo quelle di distribuirla per i paesi attorno alle centrali, che sono attualmente ancora 32, perché oltre 30 anni che non se ne costruiscono di centrali geotermiche, ma ce ne sono 32 in Toscana che producono oggi poco più del 2% del fabbisogno nazionale, quando in effetti potrebbero aumentare nel numero e produrre talmente tanta energia da equiparare, diciamo, l'energia che noi importiamo dagli stati esteri, quelli limitrofi, certo, attraverso la produzione di energia elettrica con le centrali nucleari. Noi potremmo arrivare all'11-12% di produzione entro il 2050 se si liberalizzasse completamente e si facessero peraltro anche normative che potessero liberalizzare
questa modalità di produzione di energia elettrica da centrali ad alta entalpia. Allora facciamo una breve interruzione perché passiamo al nostro contributo e poi proseguiremo per approfondire ulteriormente questo tema, perché i nostri telespettatori si rendono conto che è facilmente attuabile un piano di questo genere e anche in tempi brevi. E soprattutto ne avremo vantaggio perché chiaramente il nostro debito pubblico è determinato in buona parte, come dicevo prima, dal fatto che noi compriamo l'energia fuori dell'Italia e quindi paghiamo il dazio. Allora, energia geotermica per tutti. Il calore della Terra, l'energia geotermica, è una fonte di energia inesauribile, costante, 24 ore su 24 e decisamente adatta per compensare l'incostanza del solare e dell'eolico. Per questo motivo l'International Energy Agency prevede un'enorme crescita del suo sfruttamento nei prossimi anni, arrivando a coprire l'8% del fabbisogno elettrico globale nel 2050. La quantità di energia che si trova nel sottosuolo è enorme, così grande da poter soddisfare la richiesta energetica globale di tutti i paesi del mondo, non una volta, ma decine di volte. Secondo alcuni studi, oltre 30 volte, ma anche di più. Questo in teoria, perché malgrado questa potenzialità, la geotermia è una delle fonti rinnovabili più trascurate. Nel mondo ci sono meno di 700 centrali geotermoelettriche con 16 gigawatt installati che hanno generato quasi 100 terawattora complessivi nel 2023, il che equivale allo 0,3% dei consumi mondiali di elettricità. L'Italia è stato uno dei primi paesi a sfruttare l'energia geotermica. Nei primi anni dell'Ottocento l'ingegnere francese François de Larderel portò alla realizzazione della prima centrale geotermoelettrica commerciale a Montecerboli nel 1818 e poi, ribattezzato nel 1846, Larderello, proprio per i meriti di Larderel. Ora, per spingere verso un uso più ampio dell'energia del sottosuolo, si sta lavorando per lo sviluppo delle perforazioni a grande profondità. L'obiettivo è di arrivare ad un costo di $50 a megawattora nel 2050, così da poter essere competitivo con il gas. Uno dei progetti più interessanti è quello attivato in Alta Baviera, dove la società geotermica Evor nel 2024 ha raggiunto una profondità di oltre 5 km con 2 pozzi verticali, utilizzando una delle più grandi trivelle esistenti al mondo. L'Italia, malgrado sia stata pioniera nell'utilizzo dell'energia geotermica, non sta sfruttando il suo grande potenziale. Il nostro Paese potrebbe disporre di un potenziale energetico geotermico fino a 116.000 terawattora. Oggi, invece, dispone di una potenza geotermica installata di circa 1.100 megawatt, con una produzione annua di circa 6 terawattora. Quindi la geotermia rappresenta oggi in Italia solo il 2% della copertura della domanda nazionale di energia elettrica. Secondo uno studio degli European House Ambrosetti, se sfruttassimo anche solo il 2% del potenziale presente in tutto il Paese nei primi 5 km di profondità, la geotermia potrebbe soddisfare il 10% della domanda di elettricità in Italia al 2050. Altro che ponte sullo stretto di Messina o energia nucleare, è qui che si devono investire i miliardi di soldi pubblici che sono disponibili. Prego, professore. Ecco, quei dati che avete dato sono esattissimi in effetti. Non so dove ho visto il professore alzare la mano. No, prego. No, va bene, prego, professor Spagna, vado avanti. Prego. Quindi dicevo appunto, noi possiamo con questi dati non solo tirare fuori quella energia di cui appunto lo stesso studio Ambrosetti citava, i 115-116 terawattora che noi di cui possiamo anche tirare fuori dal sottosuolo. Noi non solo quello, con l'alta entalpia, dicevo, e quindi con gli ipercritici, cioè con i fluidi ipercritici, ma abbiamo anche altre tipologie di
di calore terrestre, che sono quelli i serbatoi geopressurizzati che si distribuiscono su tutta la fascia adriatica, per esempio, dall'Emilia Romagna, quelli appunto di cui parlavo con lo sfruttamento del geotermico a media entalpia di Ferrara, ma possiamo dire la stessa cosa in Friuli a Caorle, possiamo andare giù verso l'Abruzzo, in Puglia la stessa ci sono condizioni tali da poter sfruttare la geotermia a media entalpia. E poi c'è l'altro tema, quello invece che riguarda le famiglie, che riguarda la bassa entalpia, cioè quel range di temperatura che va da 0 gradi fino ai 90 gradi. In questo range di temperatura le famiglie potrebbero utilizzare lo scambio termico, cioè lo scambio del calore dell'acqua o della roccia a bassissime profondità, fino ai 150 metri per esempio di profondità, e lì è una potenzialità che è distribuita diciamo al 90% su tutto il territorio nazionale, contribuirebbe a diminuire chiaramente le spese in bolletta con una cifra abbastanza diciamo bassa, intorno ai 20-25 mila euro, con la possibilità di un ritorno in 10 anni di queste spese, però c'è la possibilità di poterla applicare sul 90% del territorio italiano. E oltre a questo, se noi ci aggiungiamo un fotovoltaico o un solare termico per la produzione, o associato a un solare termico per la produzione di acqua calda, acqua sanitaria, noi potremo comunque staccare i fili dal cosiddetto contatore dell'Enel o di altra società attualmente che ci distribuisce corrente elettrica, ed essere indipendenti e non pagare nulla per quanto riguarda l'energia elettrica, perché ce l'autoproduciamo. Certo. Queste sono tutte cose che sono possibili immediatamente. Certo. Poi, certo. Ma in particolare parliamo ai nostri telespettatori, il Veneto sarebbe autosufficiente, perché noi, professor Di Noto, abbiamo Abano Terme, e questo sarebbe una risorsa mica da poco, perché non parliamo solo dell'acqua di Abano, ma a tutti i colli ugani, perché i colli ugani hanno, diciamo, energia erano dei vulcani sommersi che poi sono emersi e quindi hanno questa capacità di poter fondere energia. Prego lei. Sì, in effetti è vero, quindi questo da una parte toglierebbe dal bilancio familiare tutte quelle spese di riscaldamento, cioè acque calde, per esempio farsi la doccia, perché 90 gradi uno scambio sui 60 gradi è ciò che oggi gira in tutte le caldaie in definitiva. Ecco, il riscaldamento. Ma la produzione di elettricità porterebbe al cambiamento completo anche dei nostri trasporti, cioè verso il vero elettrico. Il vero elettrico, e questo diventerebbe possibile in due modi, che i migliori modi oggi da percorrere, i più efficienti, cioè quello di stoccare dove si produce questa elettricità o il surplus di elettricità, per esempio nelle ore notturne che non viene usato perché la produzione andrebbe in continuo, e si immagazzinerebbe sostanzialmente in contenitori sottoterra di idrogeno e ossigeno con elettrolizzatori, cioè una parte dell'acqua viene immagazzinata. Accanto a quel sistema, in quel posto, si può installare tutta una centrale di celle a combustibile che converte, quando si richiede, idrogeno e ossigeno di nuovo in acqua, che non viene in questa maniera consumato perché diventa un sistema chiuso. In questa maniera noi mandiamo in tutte le abitazioni elettricità
non occorre comprare più pannelli fotovoltaici dalla Cina, ok? Non occorre il resto. Oggi celle a combustibile ed elettrolizzatori è già stato provato che hanno una durabilità nei satelliti anche di più di 30 anni. Infatti abbiamo ancora satelliti che girano e non cascano, perché usano pannelli fotovoltaici e accumulano in continuo energia. Però non mandando idrogeno nelle abitazioni come qualcuno sogna di fare, perché questo non è l'utilizzo corretto. Quindi l'utilizzo direttamente dal geotermico, che viene in termini di stoccaggio fatto a lungo termine all'interno dove viene prodotta l'elettricità direttamente e poi utilizzata. Questo porterebbe per esempio ai trasporti tutti con treni. Si toglierebbero le 2 corsie di camion che oggi abbiamo nelle autostrade, si toglierebbe la necessità di tappezzare ancora di autostrade, no? Tutte le nostre regioni che ormai sono piene di strade e autostrade, non c'è più neanche 1 metro quadrato dove coltivare il Gran Turco, perché pensiamo solo alla mobilità. Treni, i treni sono elettrici, va incentivato. Metropolitane di superficie veloci, no? Che connettono tutto in modo tale che nessuno abbia bisogno di prendere l'automobile. E non occorre che compriamo completamente e che investiamo nelle automobili, occorre che investiamo in altre tecnologie. Il mondo sta cambiando, l'elettrificazione significa questo. Dal punto di vista della mobilità degli aerei è stato calcolato dalla NASA che appunto usare idrogeno e ossigeno è l'unico modo per far volare gli aerei e non inquinano in quella maniera, perché non abbiamo più emissioni di CO2 così spaventose come quelle che abbiamo oggi con i voli di aerei, perché useremo idrogeno e ossigeno stoccati per far volare gli aerei, per far volare gli elicotteri, per far andare le automobili, cioè alla fine stiamo usando l'energia della terra e l'acqua, come diceva appunto nell'isola misteriosa nel 1787, no? Giulio Verne. Jules Verne, esatto. Ma c'è anche un altro fatto molto più semplice, credo, che noi, per esempio, ormai le case si fanno con riscaldamento a pavimento. Riscaldamento a pavimento, quando arrivo a 28 gradi è più che sufficiente. Quindi praticamente andare a pescare a 28 gradi sotto il giardino, diciamo, vicino a casa, è una cosa abbastanza semplice. Forse in certe zone basterebbero 200 o 300 metri, che è una cosa, i telespettatori magari si preoccupano, ma sono profondità facilmente raggiungibili con le tecnologie moderne, e di conseguenza porto su la temperatura della terra, riscaldo la casa e poi la rimetto dentro, perché naturalmente non devo privare la terra delle risorse idriche che possiede, perché sono importanti. Lascio a Paolo Spagna un commento su come poter utilizzare anche i semplici cittadini che hanno una casa, una villa, un condominio, che può essere già parzialmente autosufficiente, per esempio aiutato da una pompa di calore. Prego. Sì, ecco, questo è il tema della bassa entalpia, cioè poter utilizzare delle basse temperature ricavate dal sottosuolo e poi con la pompa di calore come dire, portarle ai 22, 23, 24 gradi che sono quelli sufficienti per riscaldare gli appartamenti. Farei però se mi permette, un'altra osservazione sull'alta entalpia e quindi sulle centrali geotermoelettriche, perché da quei fluidi sotterranei oggi noi li utilizziamo perché facciano, come dire, andare delle turbine, e queste producono chiaramente l'energia elettrica. Però dopo questa acqua si raffredda in quelle
quelle grandi torri di raffreddamento che vediamo, le abbiamo viste anche a Marghera per altre realtà, però sono simili, no? Sono grandi torri dove vediamo venire fuori del vapore, dei fumi, che è più che altro vapore acqueo. Però questo vapore acqueo non è sterile, cioè contiene dentro tutti quei minerali che vengono lisciviati dalle acque calde che attraversano le rocce nel sottosuolo. E quindi si è scoperto che dentro questi fluidi ci sono minerali che attualmente vengono definiti critici e strategici, tra cui in particolare il litio. Il litio è definito oggi dall'elenco della Critical Raw Materials Act della Comunità Europea, cioè il regolamento per le materie prime critiche, viene considerato appunto materia strategica, e i fluidi geotermici ne portano su una quantità considerevole. Se si va a fare un paragone con quanto viene estratto da questi fluidi in Canada, in America, con quello che potrebbe essere estratto in Italia, ci viene subito da sobbalzare, perché in quelle località, in quelle nazioni viene estratto a 150-200 mg litro. Da noi, in Lazio in particolare, abbiamo la possibilità di estrarre questi fluidi a 500 mg litro. Quindi capiamo benissimo qual è la potenzialità anche di sfruttamento ulteriore di questi fluidi geotermici, che peraltro formano, come dire, un rifiuto per le centrali geotermiche e quindi una spesa enorme. Per cui anche queste cose qua noi le stiamo dicendo come Consiglio Nazionale dei Geologi, come Fondazione Centro Studi, le stiamo portando sui tavoli anche del governo per dire: guardate che in Italia c'è una grande potenzialità da questo punto di vista, sia per quanto riguarda i fluidi geotermici sulla linea delle materie prime critiche, anche per quanto riguarda le vecchie discariche che sono state abbandonate. Ecco, questa è una cosa molto importante, perché da lì si può ricavare arsenico, si può ricavare mercurio, piombo, zinco, boro, zolfo, rubidio, si possono ricavare fluidi minerali importanti come appunto il litio, il cobalto, lo zirconio, il manganese, cioè tutte queste cose qua sono importanti, perché noi fino a oggi, perché non si estrae ancora, vengono buttate in discarica ed è una cosa che fa un po' pensare, insomma, ecco. Certo. Bene, allora passiamo al secondo contributo e poi proseguiamo. Per energia geotermica intendiamo l'energia immagazzinata sotto forma di calore nel sottosuolo. A 15 metri di profondità la temperatura del suolo è costante durante tutto l'anno. Più si scende in profondità, più la temperatura sale. È sufficiente scendere sotto i 1000 metri di profondità per avere temperature superiori ai 40 gradi centigradi. Questa energia geotermica può essere sfruttata utilizzando diverse tecnologie. Sonde geotermiche verticali, pozzi artesiani, geostrutture e acque calde provenienti dal drenaggio delle gallerie vengono sfruttate in abbinamento a pompe di calore per scopi di riscaldamento e anche di raffreddamento. Mediante trivellazioni in profondità è possibile accedere a falde di acqua sufficientemente calda da essere utilizzate direttamente per la produzione di calore o per alimentare le reti di teleriscaldamento. A temperature superiori ai 100 gradi è anche possibile produrre energia elettrica e utilizzare il calore residuo per il riscaldamento. Uno dei principali ostacoli allo sviluppo della geotermia di media e grande profondità risiede nei costi e nella necessità di studi e analisi sul sottosuolo profondo. Malgrado sia vero che il calore del sottosuolo è dappertutto, dall'altro lato le condizioni geologiche locali nel sottosuolo sono eterogenee, cioè sono diverse da posto a posto.
Poi ci sono i costi che si devono sostenere. Per una centrale da 10 megawatt l'importo può essere importante, il costo può arrivare anche a 100 milioni di euro e i tempi di realizzazione sono lunghi. Andiamo dai 10 ai 15 anni prima della messa in esercizio della centrale. Più semplice invece l'installazione per una climatizzazione di una casa di circa 100 metri quadrati che richiede un investimento iniziale di circa 25.000 euro per un impianto a sonde geotermiche verticali accoppiato a una pompa di calore. Chiaramente maggiore è la scala del progetto, maggiori sono i benefici dell'installazione di questo tipo di soluzioni geotermiche. Un esempio: i 20 magazzini Ikea in 7 differenti paesi che sono attualmente completamente climatizzati da sonde geotermiche verticali. Le prospettive offerte da questa fonte di energia pulita, inesauribile e permanente sono decisamente interessanti. Nessuna emissione di CO2, energia locale 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno, e questo senza occupazione di spazio, e possiamo così salutare i combustibili fossili. Prego. Vuole dare una conclusione, Vito Di Noto, perché siamo stati così fermi e praticamente non abbiamo mai reagito di fronte a questa, che era una conoscenza abbastanza diffusa, però non era una conoscenza popolare, che di conseguenza non c'era consapevolezza di come potevamo risparmiare un sacco di soldi, e invece siamo andati a comprare l'energia che ci hanno venduto quando ce l'avevamo. Prego, a lei. Sì, mi permetta di dire una cosetta prima su quello che ha detto il professor Spagna. Sì, prego. In effetti anche il fatto che ci siano questi elementi critici, e noi per esempio come Padova siamo coinvolti in un grosso progetto europeo che dura 4 anni. Proprio noi come laboratorio di ricerca siamo quelli che estraiamo il litio, il rubidio, il cobalto da quei liquidi, e abbiamo dimostrato insieme, perché questo è un grosso progetto europeo, si chiama CR Geothermal, che coinvolge inglesi, e soprattutto in Cornovaglia lì hanno fatto un pozzo di 5 km di profondità, dove si fa energia. Io sono stato lì perché sono 3 anni che lavoriamo insieme con loro, svedesi e tedeschi, che anche loro geologi tedeschi che stanno perforando anche loro molto. Ecco, lì per esempio loro hanno concentrazioni dell'ordine di 50 ppm, cioè milligrammi litro, 50, 60, 80 milligrammi litro. Tanto è che noi abbiamo dovuto perfezionare così tanto i metodi di estrazione e purificazione, avendo una concentrazione così bassa, mentre le concentrazioni che abbiamo in Italia di 500 ppm, milligrammi litro, sono 10 volte tanto. Quindi si andrebbe a nozze fantasticamente a tirar fuori il litio dalle acque, dalle brine nostre, no? Certo. Però bisognerebbe che qualcuno comprendesse che bisognerebbe farle queste cose in Italia. Certo. E allora a quel punto potremmo mettere un'industria veramente per produzione di batterie al litio nostre direttamente qui senza doverle importare, che ha un altro risvolto industriale sul territorio. Però chiaramente questo coinvolgerebbe una organizzazione interna di un certo tipo. Beh, scusi, c'è uno Stato, c'è la politica che è predisposta a fare questo, se no cosa ci stanno a fare? Prego. Sì, è chiaro che a volte ci sono delle cose, la scienza e la tecnologia talvolta diciamo è inserita in meccanismi diciamo strani, ecco. Meccanismi strani. Per fare scienza e per fare tecnologia ci vogliono soldi. Certo. Per cui quando nei laboratori dobbiamo fare qualcosa abbiamo bisogno di soldi. E sicuramente i soldi non arrivano da chi lavora in scienza e tecnologia, perché di solito è quello che li usa. Di solito altri dovrebbero vedere queste potenzialità.
ed è quindi legato a interessi, è legato a tante altre cose, politiche, a direzioni, a diciamo poteri, situazioni politiche, geopolitiche. Ci sono una serie di fattori che incidono su questo. Un altro dei fattori poi, perché questo riguarda le persone che hanno vedute molto lunghe, perché anche nella scienza e nella tecnologia è come con la musica, no? Ci sono i compositori, quelli che hanno le grandi idee, che vedono cose che altri non vedono, e poi ci sono i virtuosi, cioè coloro che suoneranno il pezzo fantasticamente, ma nel momento in cui gli viene a mancare lo spartito sono persi davanti al pianoforte. Ecco, nella scienza e nella tecnologia ci sono questi due gruppi di persone. Di solito sono più numerosi quelli che suonano il pianoforte perfettamente, ma che non vedono oltre, ecco, e che votano di più. Ecco, per cui anche all'interno della scienza, come capita anche quando si esce in autostrada, capita che ci sono 10 casselli vuoti e ce n'è uno dove tutti fanno la fila e si incanalano tutti in quella fila. Non so se vi è mai capitato. Certo. Sì, sì. Ecco, succede anche questo nelle tecnologie. Alcune mode, purtroppo, quando si dice, come adesso, dire che per il 2030 dobbiamo installare 300 gigawatt di fotovoltaico è una pazzia. No. Sì. Andare a farlo nel Nord Africa è una pazzia totale su paesi instabili. Il fotovoltaico si basa su silicio. Silicio viene fuori dal processo Achenson, uno dei più energivori, che viene fatto a 1900 gradi centigradi in forni Martin Siemens trifase, la riduzione con carbone. Non c'è santo, questo è il processo con cui si fa quelle celle fotovoltaiche, delegando ad altri di usare male il combustibile fossile se ce lo fanno pagare così poco. Ecco, tutte queste cose non sono viste, ed ecco quello che dicevo prima. C'è la politica, ci sono interessi diciamo di parte, e ci sono alcuni aspetti si fa così e si continua a fare così e vediamo solo questo e non vediamo altro. Per cui io credo che un'analisi critica a volte porterebbe un momento a guardare molto più in là, a vedere le conseguenze a lungo raggio delle scelte che si fanno oggi. Queste scelte si stanno facendo per il bene di tutti, si stanno facendo per il bene solo di qualcuno, è un vantaggio temporaneo, cioè sto facendo, per esempio oggi installare fotovoltaico perché è lì, ce lo vendono subito, è istantaneo il vantaggio di qualcuno, ma non è il vantaggio della comunità. Oggi continuare a investire sulle automobili, fare autostrade, è il vantaggio di alcuni, perché le autostrade sono un salvadenaio, no? Non hanno personale da pagare così tanto come fabbriche, diventano, no? Tutti pagano passando continuamente lì. Cioè, questo è che va considerato in generale, facendo delle riflessioni. Certo, e forse va anche cambiato. Esatto. Anzi, sicuramente va cambiato. È stato chiarissimo comunque, professore. Certo. E Paolo Spagna vuole anche lei considerare una conclusione, ma soprattutto uno stimolo ai nostri telespettatori e alla politica di scelte da fare a breve, perché noi abbiamo fatto un'operazione del 110% che è stata fallimentare. Probabilmente se fosse fatta un 110% per il geotermico sarebbe stato un vantaggio definitivo e più importante, presumo. Prego, a lei un giudizio. Ma guardi, la politica ha, diciamo, le sue visioni e quindi anche i propri interessi, diciamo, da un punto di vista generale sotto il profilo economico e quant'altro. È chiaro che passare da un sistema ad un altro, come diceva il professore, se si parla di impianti ci vogliono
anni, decine di anni. E quindi l'unica cosa importante per poter arrivare in fretta a, come dire, colmare certi gap che ci sono sull'energia, e fino al conflitto russo-ucraino abbiamo, come dire, cercato di delegare al consumo di gas in particolare. La riflessione è molto più lunga, forse non compete nemmeno a noi questa, anzi sicuramente non compete a noi fare una riflessione di questo tipo. Dico solo una cosa, che il geotermico in Italia è Cenerentola rispetto a tutto il resto delle rinnovabili. Come si dice, è una fonte sicura, certa, rinnovabile 24 ore su 24 e non intermittente come il fotovoltaico o l'eolico, ma anche lo stesso idroelettrico, se vogliamo dirla tutta. E se pensiamo alla IEA, che ha detto che se noi sfruttassimo soltanto lo 0,5% del calore terrestre che sarebbe possibile sfruttare, noi avremo energia per 2000 anni, non per 2, 10, 20 anni, per 2000 anni. E quindi si tratta soltanto di come dire, che la politica un po' si converta a questa modalità di sfruttamento di un'energia che si trova sotto i piedi, che ci viene data direttamente senza dover fare tante storie, tanti pipe, tanti giri per il mondo. Cosa vuole? Il PNRR dice che noi dovremmo accumulare energia per circa 190 terawatt dalle rinnovabili per poter raggiungere il 55% del fabbisogno nazionale entro il 2030. Io capisco che il primo semestre del 2024 ha visto per la prima volta il superamento da parte della produzione di energia da rinnovabili sul fossile, ma non è così semplice, diciamo, fare questo tipo di osservazione. Bisognerebbe guardare un po' più nel dettaglio che cosa è successo, perché tutti i dati che vengono forniti, anche quelli statistici, sono, come dire, molto spesso dati di convenienza per poter portare a casa, diciamo, una soluzione ad un problema. Voglio soltanto chiudere con invece quello che attualmente è possibile in Italia. Noi dopo tanto tempo che abbiamo fatto e premuto sul governo siamo riusciti nel 2022 a fare approvare una norma, è un decreto ministeriale, il 30 settembre 2022, che dà la possibilità di applicare il geoscambio, ovvero senza poter intervenire in maniera pesante nel sottosuolo. Si mette giù una sonda nel sottosuolo e il scambio di calore che avviene tra il calore delle rocce o il calore dell'acqua con la sonda lo si porta in superficie e poi una pompa di calore lo fa arrivare alla temperatura che si vuole. Però anche questo abbiamo visto che purtroppo non ha grande applicazione. Perché? Perché alla fine poi anche norme del genere, che sono fatte solo forse per dare un segnale dove non ci si crede fino in fondo su questa tipologia di
di interventi si scontra con la limitazione poi delle applicazioni di questi DRM, con i problemi che sorgono con le ARPA in giro per i territori, per le regioni, con un quadro nazionale che è spesso farraginoso, contraddittorio, e poi, visto che il tema è delegato alle regioni, ogni regione fa la sua normativa e quindi un quadro normativo regionale a macchia di leopardo. E infine la vera cosa importante è la mancanza di sistemi di agevolazione e detrazioni fiscali, perché è chiaro che anche impianti che possono costare 20-25 mila euro hanno bisogno chiaramente di un sostegno per poter svilupparsi da parte del governo, cosa che peraltro invece manca. Certo. E se andiamo sull'alta entalpia, come diceva giustamente prima il professore, i costi sono notevoli, i rischi poi sono notevoli anche e soprattutto per l'alta entalpia, perché quando si va ad indagare un serbatoio geotermico non si sa quello che si va a trovare, e molto spesso le condizioni geologiche del sottosuolo non permettono di estrarre tutta quella energia o tutti quei vapori, quei fluidi, quelle brine che servono per poter far funzionare al massimo una centrale geotermica. Quindi anche in quel caso bisognerebbe che lo Stato, il governo, si mettesse mano al portafoglio e cominciasse ad agevolare anche queste modalità di sfruttamento del sottosuolo, del calore del sottosuolo. Certo, professore, grazie. Bene, grazie del vostro intervento, e naturalmente il problema rimane e l'argomento rimane interessante, di conseguenza vi ospiteremo ulteriormente e soprattutto teneteci informato sull'evoluzione tecnologica di questo fenomeno, e noi inviteremo anche i politici a darci una risposta. Grazie a tutti. Ecco, se posso dire proprio su questa innovazione che lei ha citato, ci sono, oltre a quelli che prima citava il professore come progetti europei, ce ne sono due importanti. Uno si chiama Compass e l'altro si chiama DPU, che uno, tra l'altro il DPU partecipa anche all'Università di Padova, è quello di mirare, diciamo, sulle testate delle perforazioni con il laser, per essere più precisi, diciamo, anche nella perforazione, e quindi limitare i costi in produzione. L'altro invece, il Compass, cerca di andare a togliere un problema fondamentale, che è quello appunto dei fluidi aggressivi sulle tubazioni che le possono corrodere. Anche questo è un tema molto importante che fa parte del rischio di cui parlavo prima. Certo. Se posso prego professore. Ecco, è importante, infatti la comunità europea riconosce che c'è una fortissima mancanza di studi in questa direzione. E poi, per tornare alla domanda di prima, occorre che noi italiani, che abbiamo un territorio di un certo tipo, territorio che è diverso dal territorio tedesco, dal territorio francese, eccetera, cominciassimo a valutare, a focalizzarci su quello che noi abbiamo e ottenere energia dalla situazione nostra, da quello che ci è dato di avere in casa. Non seguendo, ecco, il discorso, quello che altri paesi reputino sia importante per loro. Noi abbiamo il geotermico, abbiamo, come ha detto il professor Spagna, un territorio fantastico per questo, e probabilmente in Europa è uno dei più, diciamo, adatti per questo tipo di energia. Non possiamo metterci in coda se si decide di fare fotovoltaico perché in alcuni posti conviene di più, perché bisogna andare a 12 km per avere la temperatura adatta per far
girare una turbina. Guardi, professore, noi da primi che eravamo nella prima metà del secolo scorso siamo arrivati ad essere settimi nella classifica attuale e siamo superati persino dal Kenya nella produzione di energia dal geotermico. Esattamente. Se noi pensiamo, in Europa l'Islanda produce quello che noi produciamo oggi, e cioè 6-7 terawatt ora di energia dal geotermico. Quindi capiamoci che noi abbiamo davanti una possibilità che è estremamente grande e ha numeri veramente a 2 cifre, a 3 cifre. Quindi dovrebbe pensare anche il governo che questa risorsa che noi abbiamo sottoterra, questa miniera di calore che noi abbiamo sottoterra, altri paesi europei e soprattutto in giro per il mondo non ce l'hanno. Certo. E allora soprattutto partiamo dal Veneto, visto che siamo veneti, e vediamo di sfruttare quello che il Veneto può dare e poi che gli altri imparano. Faccio un esempio molto banale: la Sicilia potrebbe essere tranquillamente autosufficiente, energeticamente autosufficiente, non solo, ma diventare la centrale europea dell'energia elettrica. E di questi telespettatori torneremo sul tema perché è molto interessante, ma soprattutto perché repetita iuvant, cioè alla fine ripetere le stesse cose, la gente si convince e allora ci saranno anche degli investimenti in questo senso, speriamo molto. Grazie. Certo, grazie al professor Vito Di Noto che è stato in studio con noi, grazie al professor Paolo Spagna in collegamento, grazie per quanto ci avete detto e sicuramente si capisce che la potenzialità è enorme, abbiamo una grandissima occasione che non deve essere assolutamente persa. Grazie ancora per il vostro contributo, per i nostri telespettatori un attimo di pubblicità e poi torniamo con l'ultima parte di questa puntata che come sempre è dedicata alla storia e questa sera parleremo di un qualche cosa di particolare, tra poco.